La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Colleghi, io ho aperto l'Aula per comunicarvi che non ci sono le condizioni per, almeno nella seduta d'Aula di oggi, per continuare rispetto agli ordini del giorno, quindi ai disegni di legge che in questo momento sono in Aula, e quindi la comunicazione è che l'Aula verrà riconvocata per martedì prossimo alle ore 15. Vi faccio intervenire, colleghi, però mi raccomando nei tempi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri, poi l'onorevole Lavardera e l'onorevole Cambiano. Grazie Presidente. No, sull'ordine dei lavori, Presidente, perché vede, noi non possiamo che leggere quello che ci viene comunicato, quindi è l'ordine del giorno che oggi prevede due disegni di legge, che sono quello degli enti locali e quello delle ZES, che da tempo già sono all'ordine del giorno dell'Assemblea, ma la domanda all'assessore Aricò e alla sua presidenza, perché visto che il Presidente della Regione non c'è, ma cosa volete fare da qua ai prossimi 2 anni? Perché qualsiasi disegno di legge arriva ha enormi difficoltà a essere trattate in Aula. Non è arrivata una legge di riforma, dopo 8 anni arriva la legge di riforma dei consorzi di bonifica e la stessa maggioranza vota contrariamente bocciando la riforma presentata dal governo regionale. Abbiamo 2 disegni di legge proposti dalla maggioranza, quindi non sono neanche da parte della minoranza, che riguardano la ZES dall'assessore Dagnino e gli enti locali dall'assessore e dal Presidente della Commissione, che non vengono trattati, ma a questo punto pare evidente che non c'è neanche il clima per trattare un disegno di legge proposto dal governo stesso. Ma come intendete governare, assessore Aricò, i prossimi 2 anni questa regione siciliana? Ma per capire anche come noi ci dobbiamo comportare, perché Presidente noi oggi siamo stati convocati per venire in Aula, per essere presenti nelle commissioni. Oggi si devono trattare queste variazioni di bilancio che il Presidente della Regione sui giornali ha detto che ha premura a farle approvare nel più breve tempo possibile, salvo poi non avere i numeri nelle commissioni, perché per approvare in una commissione piuttosto che un'altra bisognava aspettare che finisse la 4ª commissione per poi andare in terza, poi la terza per andare in prima, la prima per andare in sesta, perché non c'erano i componenti della maggioranza. Ed è chiaro che se le variazioni di bilancio sono urgenti, il Presidente della Regione comunica a mezzo stampa che vuole approvarle prima dell'estate, poi la stessa maggioranza non è presente nelle commissioni e quindi non si può andare avanti con l'esame del disegno di legge delle variazioni. Mi pare di capire che qualche problemino, al di là delle indagini giudiziarie, quello è tutta un'altra vicenda, sulle quali già sono state dette tante cose e immagino ne saranno dette ancora tante altre, ma la domanda, Presidente, veramente sull'ordine dei lavori, ma da qua ai prossimi 2 anni il Governo ha un piano o intende bivaccare fino all'ultimo giorno di questa legislatura, non proponendo disegni di legge organici, non parlando di riforme, non affrontando i temi seri di questa Regione, salvo presentare una volta ogni tanto degli emendamenti di variazioni di bilancio, perché ad oggi abbiamo fatto solamente quello, abbiamo fatto finanziarie e variazioni di bilancio, dove al proprio interno hanno inserito qualche leggina, mi ricordo quella sulle ASI, mi ricordo qualcosa su IRSAP, ma diciamo niente di strutturale, niente di organico, e una volta che arriva quella organica sui consorzi di bonifica viene bocciata dalla maggioranza stessa. Allora, siccome non penso che 2 anni siano 2 mesi, ma sono 2 anni, anche solo per capire cosa faremo nei prossimi 2 anni e se il Governo ha intenzione di portare qualcosa di interessante all'attenzione di questa Assemblea. Grazie. Grazie onorevole Sunseri. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Diciamolo chiaramente, alla
23 di luglio del 2025 questo governo è arrivato al capolinea. È arrivato al capolinea nei fatti, è arrivato al capolinea nei numeri, perché non riesce ad approvare riforme, non riesce a dare risposte ai siciliani, è avviluppato su se stesso e sulle vicende che necessariamente passano anche dalle cronache giudiziarie. Un presidente Schifani che fa i blitz perché mancano i cornetti all'aeroporto di Palermo. Cioè, siamo arrivati a questo punto di degrado e di bassezza politica per cui il presidente della regione Schifani non fa i blitz perché i pronti soccorso sono in pezzi, perché le strade siciliane sono un colabrodo, perché manca all'interno dei posti nevralgici la normalità. Ma il presidente Schifani va a fare i blitz, secondo quanto riporta Repubblica, all'interno dell'area VIP dell'aeroporto Punta Raisi di Palermo perché manca il cornetto vuoto. Lui ce lo voleva forse al pistacchio, lo voleva alla fragola, non so come lo voleva. E quindi chiama gli ispettori dell'ASP che corrono in questa scena quasi fantoziana in cui il re Schifani manca il cornetto. Allora immagino questa scena bellissima di questi che si scapicollano da Partinico e cominciano a correre, il presidente gli manca il cornetto, passano alla pasticceria Palazzolo, gli portano il cornetto e poi di fatto chiudono questa area VIP. Tra l'altro non sapevo che l'aeroporto di Palermo avesse un'area VIP, i posti che frequenta il re Schifani, ed evidentemente siamo veramente alle tragicomiche, cioè siamo a questo livello della realtà. Un'aula ancora una volta che si riunisce a vuoto perché questa maggioranza non ha più i numeri di governare, un pensiero politico che manca, che non c'è a questa legislatura, che sta toccando, mi permetto di dire, il punto più basso. Certo, mi verrebbe da dire che al peggio non c'è mai fine, quindi siamo stati abituati in questi giorni a di tutto e quindi forse evidentemente il peggio deve ancora venire, ma siamo arrivati al capolinea e dobbiamo avere il coraggio di dirlo a quest'Aula, di dirlo al quasi stoico assessore Aricò, che comunque nel bene e nel male è qua presente. Assessore Aricò, prendetene atto, non avete più i numeri per governare questa regione, prendete atto che siete arrivati al capolinea, al punto più basso di questa legislatura, abbiate il coraggio di avere un sussulto di dignità e di andarvene a casa. È un momento in cui non siete in grado di tenere i vostri stessi deputati della maggioranza e c'è la resa dei conti mentre parliamo. Mi immagino questo momento anche quasi tragicomico del presidente Schifani che sta bacchettando i capigruppi cercando di capire chi è il francotiratore, quindi immagino questi che si stanno genuflettendo a Palazzo d'Orléans uno per volta e diranno: chi è stato a tradire il re? Chi è stato a tradire il re? Però noi scherziamo, la facciamo comica, ma qua c'è veramente da piangere. State tenendo ostaggio i siciliani di un governo pessimo, di un governo quasi tragicomico che sta ormai abituando i siciliani a continui scandali, a parentele, a nepotismi, a scandali sull'economia, cioè tutto, avete fatto di tutto, vi manca, noi non ve lo auguriamo, purtroppo ci avete avuto pure un arresto nella maggioranza, cosa che non auguriamo a nessuno. E ora cosa dovete fare? Continuare a tenere ostaggi i siciliani o avere il coraggio di liberare questa terra? Allora noi questo Parlamento lo diremo finché avremo respiro. Abbiate il coraggio di liberare questa terra e di andarvene a casa, perché quello che è accaduto oggi, cioè riunire il Parlamento e non portare avanti nulla, è la prova del fatto che questo governo non solo non ha più le idee, ma soprattutto non ha più i numeri. Grazie onorevole Lavardera. Ho l'ultimo intervento dell'onorevole Cambià. Prego onorevole Cambià. Grazie Presidente. Innanzitutto in apertura ci tengo a chiarire per chi ci ascolta e per chi ci osserva che siamo qua, le minoranze o le opposizioni, a svolgere il nostro dovere per dare risposte alle emergenze di questa terra. E siccome ieri i messaggi che qualcuno magari volutamente ha voluto far passare sono stati distorti, ci tengo a precisare che siamo per la tutela dei lavoratori, siamo per le riforme, siamo per cambiare questa terra. Non siamo per le pantomime, non siamo per le prese in giro dei siciliani. Quindi la nostra proposta l'abbiamo portata ieri in aula e abbiamo, in merito ai consorzi di bonifica,
detto che i lavoratori possono essere tutelati con l'incremento anche delle giornate lavorative, apportando una modifica normativa alle variazioni di bilancio in discussione, piuttosto che far passare una finta riforma con l'esigenza di dare risposte ai lavoratori. Questo per dovere di chiarezza rispetto a notizie false e tendenziose riportate dalla stampa, da sindacati, da sindacalisti o da paladini difensori di una maggioranza che non c'è più, perché se non è passata ieri con il voto di quest'Aula la riforma sui consorzi di bonifica, non è passata perché non l'ha voluta la maggioranza, non le minoranze che da sole non hanno i numeri per approvare un atto, perché se avessimo i numeri, Presidente, avremmo approvato le riforme e i provvedimenti che servono a questa terra. Guardi, ancora in provincia di Agrigento siamo con una tornazione idrica di 20 giorni, manca l'acqua e la presa in giro di un commissario, cioè il presidente Schifani o del commissario dall'acqua, che avrebbe dovuto dare risposte a quei territori a distanza di un anno, non sono arrivate. L'anno scorso mi sono presentato qui con 3.500 firme di cittadini che chiedevano a gran voce l'acqua. Non si può parlare di sviluppo dei territori se non c'è l'acqua. A oggi abbiamo assegnato 90 milioni dei fondi FSC a Sicilia Acque, che non si sa che cosa dovrà fare, dovrà realizzare dissalatori e in più diamo i soldi per la gestione, oltre 20 milioni di euro, ma i cittadini continuano a pagare l'acqua, un servizio che non c'è. E allora svegliamoci perché i siciliani non possono stare appresso ai giochetti e ai giochi di palazzo. Noi abbiamo ancora a Licata e in provincia di Agrigento nei tetti delle nostre case i serbatoi. Presidente, abbiamo pure i bidoni perché ancora abbiamo necessità di trasportare l'acqua con i bidoni e questo qua è assurdo. Poi me lo date perché non so come fare per tornare a casa. È assurdo, Presidente, non volevo arrivare a tutto ciò, ma se serve a sensibilizzare il Presidente Schifani e questo Governo, noi siamo pronti a qualsiasi azione di disobbedienza civile affinché si possa lavorare nell'interesse della Sicilia e dei siciliani. Grazie. Grazie onorevole Cambiano. L'ultimo intervento è l'onorevole De Luca. E poi ex articolo. Va bene. Prego onorevole De Luca. Grazie Presidente. Io approfitto della presenza dell'assessore Arrigò anche per trasmettere un messaggio a questa giunta di non governo, perché questo siete. Siete veramente una cosa inutile. Siete veramente la cosa più inutile che la Sicilia abbia mai visto. Onorevole De Luca, però ma come si fa ad arrivare a fine luglio 2025 in questo stato? Queste variazioni di bilancio non vedranno la fine perché le avete costruite senza neppure trovare un equilibrio interno alla maggioranza e adesso state cercando di portare avanti un'operazione in cui fate apparire il Parlamento come se fosse brutto, sporco e cattivo, quando ancora non ci abbiamo nemmeno messo mano. Però Schifani preventivamente dice, perché sa che la sua maggioranza non lo sosterrà in questo percorso, dice meglio che lo trovo prima il colpevole stavolta, perché non è che posso fare come faccio ogni volta e quando le cose vanno male poi lo cerco sul momento. Quindi ormai ha fatto esperienza e se lo cerca prima. State portando avanti una rete ospedaliera che è il rimaneggiamento di quella scorsa, che era il rimaneggiamento di quella che Gucciardi non era riuscito ad esitare, e quindi risponde a delle logiche che sono talmente vecchie che non tengono neppure in considerazione il popolamento, lo spopolamento delle aree a cui la rete si rivolge. Un disastro. Oggi i vostri stessi deputati di maggioranza di fatto l'hanno rispedita al mittente.
Consorzi di bonifica, mezza maggioranza per quelli che c'erano ha votato con noi, perché evidentemente boccia non solo la riforma che tale non era, ma boccia la vostra azione. Le inchieste stanno dicendo chiaramente che il vostro è un sistema che non funziona e non guarda al bene dei cittadini, in particolare quelle sul turismo, che gestite in maniera monopolizzante da 8 anni. In economia c'è il monopolio naturale, voi siete un monopolio innaturale di un settore. E tutto questo sono ormai nodi che sono venuti al pettine, adesso non sapete più cosa fare e vi fermate, perché io ieri in Capigruppo ve l'ho pure chiesto. Che fate con questo disegno di legge? Lo ritirate e passiamo all'esame di quelli successivi o volete andare avanti? Domani mattina vi faremo sapere. Risultato: aula rinviata senza neppure discutere nulla, senza Capigruppo e senza niente. Siete in una fase di stasi in cui voi stessi vi state guardando allo specchio e capite che ormai siete diventati inutili. Non c'è più il governo, ci può essere la maggioranza, gli assessori, il presidente, perché a suo tempo avete vinto le elezioni, ma ormai il governo non c'è più. Per questo dico che siete una cosa inutile, non parlo delle persone, non mi permetterei mai di toccare la dignità di ognuno di voi a livello personale, ma politicamente siete cosa inutile, siete cosa da nulla, non siete più in grado di amministrare né le dinamiche parlamentari, né quelle politiche, né quelle all'interno dei vostri stessi partiti. E allora dovreste a un certo punto rendervene conto, sedervi e lasciare perdere. Chiudete, fate una revisione di governo, fate quello che volete, non devo stare io dell'opposizione a dirvi quello che dovete fare, ma i siciliani non ne possono più. Ieri gli agricoltori, voi avete cercato, tanto per cambiare, di ribattere la palla in tribuna. Lo sapevano che sarebbe stata bocciata all'articolo 3 con la complicità di buona parte della maggioranza, lo sapevano e vi dico di più. Loro non lo possono dire, ma io sì, gli stava pure bene, perché lo sapevano che era una schifezza quella riforma, però poverini subivano il ricatto che gli facevate, in cui gli dicevate che se non veniva approvata la norma non stabilizzavate i lavoratori, allora quei poveri disgraziati, pur di raggiungere l'obiettivo che attendono da una vita, dopo che da 30 anni lavorano per questa regione e per i consorzi di bonifica, poverini che devono portare il pane a casa, erano disposti pure a digerire quella schifezza che riforma non era. Siete cosa inutile. Onorevole De Luca, grazie. Però le offese no. Prego, onorevole Marano. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Presidente, io intervengo in merito al tema dei termovalorizzatori. Di solito, Presidente, quando uso questa metafora, quando si fanno delle opere, si parte dalle fondamenta, poi si alzano i muri, si fanno gli impianti elettrici, idrici, rifiniture. E così dovrebbe essere anche la pianificazione delle grandi opere. Rispetto alla questione dei termovalorizzatori, qualche tempo fa mi sono chiesta, ma visto che stanno andando spediti per cercare di realizzarli, ma questo governo si è posto il problema di quello che è l'impatto ambientale e sanitario rispetto alla realizzazione? E quindi per questo ho depositato un accesso agli atti alla Presidenza della Regione. E le leggo la risposta, Presidente, che fa alquanto rabbrividire. Gli studi e le valutazioni ambientali, sanitarie e urbanistiche necessari per realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dell'area industriale di Catania, perché ho fatto la richiesta specificatamente per Catania, saranno predisposti nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura il cui affidamento è in corso tramite la procedura attivata dalla centrale di committenza Invitalia. Cioè io mi chiedo come la salute dei cittadini può venire
valutata dopo, come l'impatto ambientale e sanitario di queste opere che vorrebbe realizzare il presidente Schifani e che a mio parere non realizzerà mai, come possono venire dopo, valutate a posteriori, Presidente. E non lo dico io, lo dicono gli esperti, i tecnici, gli scienziati, i medici. E per non andare lontano, le leggo pure quest'altra cosa rispetto alla questione dell'inceneritore che si vorrebbe realizzare a Roma. Visto che parliamo della stessa cosa, un'esperta dell'Associazione appunto italiana Medici per l'Ambiente mette in evidenza le problematiche sulle nanoparticelle che possono essere emesse dai termovalorizzatori. Presidente, io davvero rimango sbalordita, perché non è possibile che questo governo prima agisce e poi eventualmente pensa ai danni che può fare. Si deve affrontare il tema della gestione dei rifiuti, è chiaro, perché è normale, nessuno di noi vuole le nostre città invase da rifiuti, ed è normale che tutti vogliamo porre un rimedio a tutto ciò. Il nostro non è un no a prescindere, perché spesso si pensa che siccome siamo all'opposizione noi diciamo no agli inceneritori così per posizione presa a prescindere in quanto opposizione. Non è così, perché oggi esistono tecniche che sono innovative e che fanno combustione a impatto zero e che costano molto di meno rispetto a queste opere che vuole realizzare Schifani, che potrebbero essere valutate e eventualmente realizzate nel corso degli anni. Presidente, io davvero non trovo parole per esprimere questa delusione in ogni azione che fa questo governo. E lo dico io e lo dicono tutti i cittadini, le associazioni ambientaliste, che davvero sono sconvolte dal modo di operare di questo governo. Chiaramente ci opporremo in tutte le sedi e annuncio anche che il Codacons ha annunciato un esposto in procura in seguito anche a questo avvenimento. Grazie. Grazie onorevole Marano. Io ho concluso con gli interventi, però c'è l'assessore Aricò che voleva fare una replica. Prego, assessore Aricò, a lei la parola. Abbiamo finito, onorevole Giristo. C'è l'intervento dell'assessore e poi rinvio l'Aula. Concesso la parola, sa quanto sono rispettoso dell'Aula e delle dinamiche parlamentari. Però probabilmente oggi i toni si sono oltrepassati, perché forse è facile parlare dal pulpito scagliando responsabilità che parzialmente ci prendiamo. Noi sappiamo perfettamente tutta la buona volontà e tutti gli atti che dal primo giorno il governo Schifani, il governo regionale, si è preso, e siamo sicuri di essere sulla strada giusta. Io vorrei anche dare spazio e voce a tutti i dati, soprattutto quelli statistici economici, che vedono la regione siciliana, la Sicilia, per la prima volta per ben 2 anni prima per indicatori economici in termini di sviluppo economico. Presidente, veda, e tanti che ci ascoltano da casa, eravamo sempre stati al penultimo e all'ultimo posto. Ce lo dice l'Istat, ce lo dicono tutte le fondazioni che si occupano dei dati statistici economici. Per ben 2 anni, sia nel 2023 che nel 2024, la regione siciliana è la prima tra tutte le regioni d'Italia. E siamo anche primi per sviluppo occupazionale, la prima regione d'Italia, ben davanti la Lombardia, che dall'insediamento del governo sia nazionale che regionale vede 150.000 addetti in più che hanno oggi un lavoro stabile. Purtroppo ci possono essere degli intoppi.
non lo dobbiamo nascondere, e ieri probabilmente questo Parlamento ha scritto una brutta pagina di lavori parlamentari. Però a addebitare la responsabilità al governo probabilmente non siamo chiari con noi stessi e con chi ci ascolta anche fuori da questo palazzo, perché questa manovra, voluta fortemente dal governo, è stata apprezzata e discussa per mesi, se non per oltre un anno, dalla Commissione parlamentare di merito, ed è stata anche concordata. Potremmo anche andare a prendere, se vogliamo, e dedicare proprio una riunione apposita per spulciare, se lo vogliamo lo potremmo fare anche davanti ai giornalisti e alle telecamere, spulciare tutti gli atti della Commissione parlamentare di merito e capire le posizioni che ognuno dei parlamentari, destra, sinistra, maggioranza e opposizioni, ha espresso rispetto a quella riforma. Era una riforma ampiamente condivisa. Però purtroppo la politica non sempre va verso la strada giusta, e io sono convinto che, al di là che diversi, e non abbiamo problemi ad ammetterlo, diversi deputati della maggioranza, che io definirei anche irresponsabili, abbiano votato con l'opposizione per votare un testo giusto, per votare un testo condiviso, per votare un testo che centinaia, se non migliaia di siciliani aspettavano dopo decenni, cioè ci sono colleghi che hanno parlato di 30 anni, pur di far danno d'immagine al governo, si è bocciata una proposta di legge che tutti voi, colleghi, apprezzavate, tutti, perché mai nessuno nel corso di questo anno aveva detto che era una riforma che andava incontro al verso sbagliato. Era stata apprezzata da tutte le parti politiche, da tutte le parti sociali. E allora dobbiamo capire, quest'Aula vuole ergersi a Parlamento, vuole anche rimarcare la sua tradizione. Io vedo in fondo all'Aula quella scritta che è data 1130, che vuole indicare la prima riunione di questo Parlamento, o vuole dare soltanto quando può, anche con la compiacenza di qualche collega che fa parte della maggioranza, uso il termine nuovamente, irresponsabile, tanto diamo uno schiaffo al governo. Poco importa se lo diamo a migliaia di lavoratori e a tutta la Sicilia. E allora io vorrei che venisse ripristinata la verità. Probabilmente l'opposizione è contenta di aver bocciato un articolo che noi riteniamo essere tra gli articoli cardine di una riforma, e che questa riforma abbia avuto uno stop. Io credo che questo Parlamento, a me dispiace, la mia assenza era giustificata in una riunione col Ministero dei Trasporti per la problematica dei collegamenti con le isole siciliane e i traghetti. Mi dispiace essere tra quelli assenti, perché avrei voluto proprio esserci e poter dire anche la mia. Però se, fino ad oggi abbiamo portato anche riforme importanti e testi e disegni di legge importanti come le finanziarie che si sono succedute, e c'è stato un dibattito franco, probabilmente oggi con la stessa franchezza dovremmo capire l'intero Parlamento cosa voglia fare. Poi noi come governo e come maggioranza ci prenderemo la responsabilità. Il governo continuerà a lavorare, c'è un governo solido, stabile, e se ne facciano una ragione. Se nella definizione di governo inutile o cosa inutile da parte del capogruppo dei 5 Stelle, probabilmente lui, nella breve parentesi di governo nazionale, ha visto come hanno operato i suoi colleghi di partito e ha visto come gli italiani l'hanno ricacciati all'opposizione della nazione. Probabilmente gli italiani e i siciliani un'idea se la fanno, e un'idea se la sono fatta anche di quanto è successo ieri in questo Parlamento, e il fatto che possiate sottolineare che una parte della maggioranza ha votato con voi è sotto gli occhi di tutti. Non state facendo altro che rimarcare e sottolineare quanto questo è in possesso, nella conoscenza dei siciliani e di tutti noi parlamentari. Cosa avete fatto? Siete contenti perché avete bocciato una riforma? Il governo è intervenuto,
Già c'è una dichiarazione del Presidente Schifani che al di là che verrà riproposta dal Governo la riproposizione e la trattazione della riforma sui consorzi di bonifica, già nella variazione di bilancio saranno previsti 1.800.000 euro per aumentare nel 2025 le giornate lavorative a 573 addetti dei consorzi di bonifica. Quindi il Governo c'è, fa le sue proposte, ritiene che stia dalla parte giusta e ci dispiace se l'azione del Governo, al di là di tutti gli indicatori economici e statistici che dicono che siamo sulla strada giusta, possa essere giudicato solo per una becera parentesi parlamentare come quella che ha subito ieri, che è una sconfitta non per il Governo ma per tutti i siciliani e che credo che le opposizioni possano, se volete, sentirsi protagoniste di una sconfitta che avete fatto subire alla Sicilia. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Colleghi, la seduta è riconvocata a martedì prossimo alle ore 15. La seduta è chiusa.